Amici di Gazzetta Regionale, è finita la partita qui alla Vigor Sporting Center, ha vinto ancora una volta la squadra di Stefano Fabbi. Mister, una vittoria agrodolce, iniziamo dal campo, che partita è stata? Beh, è stata una partita difficile, lo sapevamo, loro sono una grande squadra, l'hanno dimostrato 2 giorni fa e oggi lo hanno confermato, però penso che oggi i ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile, perché batterli in questo modo come l'abbiamo battuti noi, secondo me è tanta roba, e quindi devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati veramente bravi. Come li avete vissuti questi giorni, che comunque è stato sotto gli occhi di tutto il Lazio quello che è successo domenica? Cosa ha detto ai ragazzi una volta che è arrivata la sentenza del giudice sportivo? Con grande tranquillità, effettivamente c'è stato un errore, è stato giusto ripetere la partita perché molto probabilmente non siamo ipocriti, a parte inversa avremmo fatto la stessa cosa, quindi il Savio non ha fatto niente, nulla di male a mio avviso, insomma, quindi c'è stato un errore tecnico, dispiace perché è stato un errore per complessivamente 6 minuti e si è rigiocata tutta quanta la partita, però sono belle partite ed è giusto anche giocarle. Mister, adesso domenica si va al campo Roma contro la Romulia, dopo 200 minuti disputati in 4 giorni, senza Losi e senza il bomber e capitano Franzi. Sì, purtroppo dobbiamo accettare queste decisioni del campo. Mi dispiace per Alosi perché non ho visto bene, ma se l'arbitro ha reputato così, si vede che ha visto così. Onestamente io dal campo non mi sembrava, però lui stava più vicino. Sicuramente non sarà facile, bisognerà stringere i denti, ma questi ragazzi hanno dentro qualcosa di straordinario e proveranno a fare la loro partita anche domenica, anche se affrontiamo penso una super corazzata. Mister, complimenti e in bocca al lupo. Grazie, Crepi, complimenti a voi, grazie.